al 100% del gruppo Rheinmetall e dopo qualche anno si è avuta la notizia delle bombe prodotte qui a Tunisi che venivano utilizzate dall'Arabia Saudita per bombardare gli Houthi in Yemen. Ed è questo il fatto che ci ha colpito particolarmente, diciamo, generato la nascita del Referendum, per la riconversione del GUE, che è nato nel 2017 grazie a 20 associazioni da varie stazioni, da varie provenienze politiche e anche religiose, che si sono messe insieme con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e la politica per una riconversione. Avremmo voluto qualcosa di immediato, abbiamo attivato deputati, onorevoli consiglieri regionali della Sardegna, ci siamo mossi a tutti i livelli e nel giro di poco tempo in effetti abbiamo anche ottenuto qualcosa, perché nel 2019 il governo Conte ha sospeso prima e poi revocato successivamente definitivamente le licenze di esportazione verso l'Arabia Saudita. Cioè quella legge, la 185 del 90, che è una legge molto buona, che molti ci invidiano nel mondo, però fino ad allora praticamente in quel caso specifico non era stata applicata. Un governo si sveglia sulla base delle pressioni ricevute da tutti noi, da tutto l'arcipelago pacifista italiano, sostenuto da alcuni parlamentari, e decide che quelle bombe non si possono più mandare in Arabia Saudita. La fabbrica è andata in crisi. Noi ci aspettavamo che la regione intervenisse e che si avviasse realmente un processo di riconversione, perché la fabbrica ha messo in cassa integrazione i dipendenti, però questo non è avvenuto. Purtroppo dopo poco tempo è partita la guerra in Ucraina e poi la Palestina, è partito il riarmo europeo e quindi i fabbricanti di armi hanno visto i loro profitti schizzare alle stelle, hanno assunto ancora più personale, eccetera. Insomma, questo è davanti ai nostri occhi. Senta, non è paradossale che la lotta ecologista si ritrovi Paradossale, ma avviene perché manca dall'altra parte, non negli operai, non ci aspettiamo che ci sia negli operai, o non è, diciamo, una cosa scontata che possa esserci, ma manca da parte politica e sindacale, o almeno è mancata fino adesso l'espressione di una sensibilità su questo tema. Preciso, la nostra non è soltanto una lotta ecologista, la nostra è una lotta prima di tutto etica e che si rifà direttamente ai principi costituzionali. Cioè è l'articolo 11 che è in gioco. L'Italia ripudia la guerra, non può produrre armi per i paesi in guerra. Lo vieta la legge e noi vorremmo che la legge fosse applicata. È chiaro che chi porta a casa lo stipendio facendo questo tipo di lavoro non può accettare di rimanere senza lavoro. Ed è per questo che nasce l'idea della riconversione. In Sardegna riconversioni, sostituzioni, riutilizzi del personale adibito a certe lavorazioni, in altre se ne sono fatte moltissime. La regione è intervenuta pesantemente negli anni passati quando sono andate in crisi le miniere e ha sostenuto le industrie dell'alluminio che le avrebbero dovute sostituire, poi ha sostenuto prima il passaggio, poi ha sostenuto le industrie dell'alluminio che sono andate in crisi, ha mantenuto al lavoro anche 400 dipendenti senza fare niente, che non facevano niente per anni con i soldi pubblici. Quindi il problema del lavoro, dello stipendio non si pone, dovrebbe essere l'ultimo dei problemi. Quando è necessario deve intervenire l'istituzione. E poi chiaramente si deve garantire uno sviluppo diverso, cioè lo sviluppo non può essere di questo tipo. Lo sviluppo per noi deve essere war free. Noi abbiamo costituito un'associazione che si occupa di questo, promuovere nel territorio la nascita, lo sviluppo, l'aumento, diciamo, delle attività sostenibili, sia dal punto di vista etico che dal punto di vista ambientale.